Allo Stadio Monigo di Treviso oggi di scena il Veneto Derby Day con il 155esimo derby d'Italia tra Petrarca, Padova e FMCZ Rugby Rovigo Delta, che viene aperto tra Petrarca e Rovigo. Parte il neozelandese, classe 75 al piede e la mette. Più 3 Petrarca. Tra l'altro queste due squadre si erano... Matteo Ferro sull'asse di Rodriguez, Zanini sulla schiena di Van Nicker, che quindi qualcosa sarà. Ecco, Van Nicker si sposta, esce Zanini che è un ottimo percussore, ben sostenuto da Matteo Ferro, abbiamo un buon avanzamento, cambio di fronte. Quindi Rodriguez a fare il 9, Chillon va a fare il regista, raddoppiano tra di loro e via. Menon 2 contro 1, molto bene. Ruffolo, vai Luciano! La meta di Lucio Rodriguez, molto ben giocata, finalmente la prima marcatura della stagione. C'è chi predilige molto l'uso del pallone, che c'è chi è molto fiscale, per cui potresti trovare giochi spezzettati, oppure sicuramente... Siamo giunti al 23esimo, possibilità per la FMCZ Rugby Rovigo Delta con Stefan Basson di allungare sul Petrarca Padova. Attualmente il punteggio è 5-3 per i rossoblù. Parte Stefan ed è veramente strano, un disappunto per lui. Il livello in cui giocano, le celebrità che hanno, fanno gesti talmente semplici ed elementari che passano alla fine come grandi gesti. Credo che siano cose estremamente risolvibili da parte dello staff rossoblù. Meniti Ippolito, distanza siderale, la mette. Comunicati gli acquisti. Beh, questa... Vediamo il lancio come sarà. Ancora Ruffolo, già protagonista della presa aerea precedente, un giocatore che per caratteristiche fisiche, peso, altezza sarà un Jacob ancora in fuorigioco, viene già segnalato un vantaggio. Non dobbiamo avere fretta in questo frangente, ci siamo andati un po' a isolare, stiamo giocando il vantaggio, abbiamo preferito staccarci per andare alla segnatura quando in realtà il pack era ben legato. Giochiamo ancora il vantaggio, siamo lì. Vediamo adesso Rovigo, se prova ad andare dentro, vediamo in questo momento, c'è vantaggio, eccola qua. C'è la meta del Rovigo, quel 8-9-10 di cui si parlava prima da parte del Petrarca. Intanto Stefan la mette, 2 su 5, 20 minuti di partita. Alberto Chillon all'introduzione. Guarda la Romania col Canada durante questo mondiale. Molto bene però Rovigo, ancora molto bene Rovigo, stiamo andando, giochiamo l'ovale. 2-1, bravo Chillon. C'è la meta di Roscoe McKenna. Bravo Chillon. Io mi trovo bene con Van Nicker, capito, con quella gente lì. E se non sbaglio è un 2 su 6 per un'azione offensiva molto molto pericolosa per Rovigo. Fadalti nel vivo del gioco sin da subito. Vediamo Maestri. Ruffolo su Trotta. Mamma mia Edo, questa molto male. Molto male. E c'è la meta. E molto bene il Petrarca. La meta di Bellini. Il pallone oltre la linea di meta. Petrarca subito trasforma e si riporta in break. Tanto Alberto Chillon parte dalla piazzola centralmente. Si alza. E la sbaglia. E neanche questo. Parte Chillon al piede. Da giocare in questo derby. Ai caramba. Mamma mia. Sì, che si durano altri 5 minuti e cominciamo a vedere qualche problema che non volevamo assolutamente vedere. Chiama in piedi le poste. Palla fuori Rovigo. Gli regala il pallone. È il primo derby della stagione, lo porta a casa il Rovigo. Non una gran partita, però una grande prestazione a Rovigo, soprattutto in mischie ordinate. Grazie a mischie ordinate si porta a casa questo match. Chiude la partita sul 20-13.